È bastata una foto pubblicata sul profilo Facebook di Fabbrica, l'officina creativa fondata da Luciano Benettone ed Oliviero Toscani, a scatenare la bufera politica, già perché i 4 giovani visitatori immortalati nel giardino della Villa Catena di Villorba sono i 4 fondatori del Movimento delle Sardine. I primi a scatenarsi sono i 5 Stelle. Vanno in pellegrinaggio dai Benetton, noi certi mondi li abbiamo sempre combattuti, scrive il viceministro Stefano Buffagni. Seguono a ruota Giorgia Meloni, le sardine alla corte di Luciano Benetton, capo della famiglia che controlla Atlantia ed Autostrade. Finisce nel ridicolo la favola del movimento popolare spontaneo e alternativo ai poteri forti, twitta la presidente di Fratelli d'Italia. Ironico il governatore Toti: sarà divertente il momento in cui il Movimento 5 Stelle farà l'alleanza con il PD e le sardine in Liguria, sardine in posa con il signor Benetton, il capo della famiglia che controlla Autostrade ed Atlantia, al centro del dibattito sulla revoca delle concessioni. Non abbiamo pensato che quella foto sarebbe stata strumentalizzata per associare le sardine ai poteri forti, ribattono i 4 giovani fondatori delle sardine. Siamo andati a visitare Fabbrica, un centro di formazione per giovani comunicatori che ospita ragazzi e ragazze da tutto il mondo, mettendo a disposizione borse di studio e lavoro. Quando i ragazzi ci hanno chiesto di fare una foto di gruppo, ci è sembrata una richiesta legittima, scrivono, ed il polverone politico si solleva anche a Treviso. La famiglia Benetton è libera di incontrare chi vuole, però non venga fuori che oggi si sono incontrati 4 giovani talentuosi e basta. Quello delle sardine è un movimento politico, specie dopo quello che è successo in Emilia Romagna, bisogna dire quello che è. Io non sono neanche contrario alla cosa, visto che le sardine hanno passato mesi e mesi a incontrarsi in piazza per urlare il loro odio contro Salvini, contro la Lega, contro la destra. Magari adesso, dopo l'incontro in un'azienda con il mercato del lavoro, avranno anche elaborato qualche tema da proporre all'Italia. Non ci vedo nulla di male, è un incontro in una delle più importanti realtà italiane ed europee delle arti, della comunicazione, design, e che riesce ad attrarre cervelli da tutta Europa, e quindi penso che sia stato un incontro positivo. Poi dopo, se è passato Luciano Benetton per conoscerli, secondo me va a confermare l'interesse del signor Benetton verso le nuove generazioni, verso le nuove forme di politica contemporanee.